Un saluto a tutte e a tutti voi. Oltre un anno dall'inizio di questa avventura di autonomia ambiente, sono felice di condividere con voi questa esperienza e di parlare di un tema che credo sia fondante quando ragioniamo di territori, quando ragioniamo di comunità, quando ragioniamo di autonomia. Il tema dei beni comuni è un tema che ho seguito da tempo e che fa parte in modo forte di tutta la mia esperienza politica e amministrativa. E vorrei con voi ragionare di questa questione a partire da esperienze concrete che ho vissuto in questi anni di amministrazione, ma anche in questi anni di partecipazione alle attività delle comunità in cui vivo. Una prima esperienza rispetto a questo tema dei beni comuni l'ho vissuta ai tempi del referendum contro la privatizzazione del servizio idrico integrato. Quest'anno, a giugno, saranno passati 10 anni da quella tappa importantissima di una mobilitazione che in realtà partiva da lontano, se vi ricordate. In questo nuovo secolo, inizi quindi degli anni 2000, da quando ho iniziato a seguire e lavorare su questa tematica, c'erano state molte riflessioni e c'era un dibattito molto acceso sui temi dell'acqua come bene comune, sui temi dell'acqua come diritto umano, ma anche sui meccanismi di gestione attorno a questo tema. Erano i tempi in cui la Banca Mondiale finanziava le opere per far arrivare l'acqua anche nei paesi del sud del mondo, ma vincolava questi finanziamenti alla privatizzazione poi della gestione di queste opere. Pensiamo a tanti paesi, ad esempio dell'Africa subsahariana, che vedevano le multinazionali francesi arrivare a gestire acquedotti costruiti appunto con i soldi della comunità internazionale. Erano i tempi in cui in Italia spopolava il cosiddetto modello toscano, quelli in cui c'era una privatizzazione strisciante nelle regioni, nei comuni amministrati in gran parte dal centro-sinistra, in cui si diceva che non era un problema cedere parte delle quote delle nostre multi-utility, delle società che avevano gestito fino ad allora il nostro servizio idrico a dei soggetti privati, cedere queste quote con delle gare, no? Ed era delle gare di evidenza pubblica. Erano i tempi in cui si esultava per l'ingresso anche qui delle multinazionali francesi come Lyonnaise des Eaux, poi Vivendi, poi Veolia, oppure del gruppo Caltagirone a Roma, da CEA, quindi davvero tempi strani. Tempi in cui però c'è stata una grande mobilitazione, sicuramente nei paesi del sud, dall'America Latina a diversi paesi dell'Africa, mobilitazioni popolari straordinarie che dicevano una cosa importante, dicevano che la logica del mercato e del profitto doveva fermarsi davanti ai beni comuni, davanti ad alcuni elementi che erano e sono fonte di vita insostituibile per le persone e per l'ambiente. E l'acqua è forse il bene comune per eccellenza. In Italia quella mobilitazione si tradusse in tante mobilitazioni sui territori, in tante attività, iniziative, migliaia di incontri pubblici che culminarono nel referendum appunto del giugno 2011, quando per la prima volta dopo 25 anni venne raggiunto il quorum in una mobilitazione straordinaria che portò a un plebiscito di fatto per il no alla privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Oggi, a 10 anni di distanza, di fatto ci sono ancora molte cose però da fare, c'è molta strada da percorrere. E di poche settimane fa la notizia, ad esempio, che il colosso statunitense CME, specializzato nello scambio di future, e quindi di contratti a termine e di strumenti derivati, ha inaugurato il primo mercato dei future di Wall Street sull'acqua. E quindi si ripropone il meccanismo, no, dei fondi di investimento, delle banche che scommettono sui prezzi, replicando bolle speculative come quelle che nel 2008 hanno travolto anche il mercato delle commodities e dei beni alimentari. Fare questi giochi sull'acqua e sui beni comuni è naturalmente drammatico da molti aspetti, da molti punti di vista. Oppure, tornando all'Italia, pensiamo al fatto che tra gennaio 2019 e giugno 2020 A2A, quindi una delle più grandi multi-utility italiane, i cui soci di maggioranza sono peraltro i comuni di Milano e di Brescia, ha creato dividendi, ha pagato dividendi ai propri soci, quindi anche ai soggetti privati che detengono una parte significativa delle quote per 459 milioni di euro.
e quindi sull'acqua e sulla gestione dell'acqua, nonostante il referendum, nonostante la straordinaria mobilitazione di 10 anni fa, c'è ancora una grossa speculazione in termini proprio di massimizzazione dei profitti. Ecco, quella battaglia però ha lasciato sicuramente dal punto di vista culturale una serie di temi che sono stati posti in modo inequivocabile. E il tema dei beni comuni è rimasto dentro l'immaginario collettivo per alcuni aspetti ed è un tema che ha dimostrato di mobilitare, al di là delle appartenenze politiche, territoriali o ideologiche, davvero la capacità di parlare all'anima delle persone, delle comunità, dei territori. Il tema dei beni comuni, quindi di cose che esprimono delle utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona, no? Beni che sono una sfida al principio per cui tutto è mercificabile, no? Tutto può essere delegato dalla mano invisibile, gestito dalla mano invisibile del mercato. Ragionare di cosa significa oggi gestire i beni comuni anche dal punto di vista delle istituzioni locali e del decentramento amministrativo significa ragionare su cosa intendiamo per ricostruzione della partecipazione democratica, in un momento in cui il consiglio di amministrazione di Google conta molto di più del Parlamento italiano per molti aspetti. Ragionare sui beni comuni significa ragionare e mettere bene a fuoco il fatto che lo scontro non è tra destra e sinistra, che non sono categorie oggi sufficienti a interpretare quello che sta succedendo, ma lo scontro vero è fra centri di potere, in particolare finanziario ed economico, e territori. Quello è una partita che rispetto al tema dei beni comuni è una partita che noi come movimenti autonomisti e decentralisti dobbiamo assolutamente tenere presente. E a partire dalle riflessioni su questi beni io credo si possa declinare davvero un'idea anche di gestione dei territori, delle filiere economiche, dei processi democratici e sociali che ci aspettano nei prossimi anni, che necessariamente non potranno essere uguali a quelle anche del recente passato. Dobbiamo immaginare dei modelli, dei meccanismi nuovi di partecipazione democratica e anche di sviluppo di modelli di sistemi economici. E in questo senso vado alla seconda esperienza che a partire da questo tema mi ha coinvolto. Io ho la fortuna di abitare in un piccolo paesino di 500 abitanti del profondo Medio Friuli, lo chiamiamo così, dove gli aspetti della ruralità sono ancora aspetti caratteristici e sono una cifra importante per la lettura e la descrizione di questo territorio. È un paese in cui circa un decennio fa, anche lì, abbiamo scoperto di avere una proprietà condivisa, 5 ettari di terra che corrispondono a 15 campi friulani, che sono appunto una proprietà collettiva, quelli che vengono chiamati beni collettivi, usi civici, con diverse accezioni e sfumature, e che sono presenti in tanta parte d'Italia. Se avessimo più tempo a disposizione, vi racconterei di come è stato bello lavorare alla costituzione di un comitato dei frazionisti, delle lotte che abbiamo dovuto fare con il commissario alla liquidazione degli usi civici previsto da una legge e da un regio decreto del 1927, delle corse a Trieste dalla nostra cittadina, dal nostro paese, per riuscire a negoziare in una trattativa che è durata 4 anni la costituzione di un comitato riconosciuto per legge e che risponde a tutti i criteri appunto delle norme sulla proprietà collettiva. Potrei raccontarvi di come è stato bello e altrettanto faticoso lavorare allo statuto di questa comunità, cioè dire come una proprietà comune, un bene comune come quella terra ti obbliga a decidere assieme cosa farne, al fatto che in qualche modo sei obbligato ad un confronto con gli altri, devi riaprire degli spazi democratici, perché non puoi dire che quella cosa non è di nessuno, è di tutti e tutti devono farsene carico. Allora lavorare con lo statuto ha significato ad esempio dire che quella terra, per scelta della comunità, è una terra che deve essere vincolata alla sua vocazione agro-silvopastorale e non può essere sviluppata dal punto di vista della cementificazione, dello sviluppo urbanistico, che lì si fa solamente agricoltura biologica o biodinamica, non si può fare agricoltura convenzionale con l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci, che i bambini e le bambine del paese hanno diritto a partecipare alla vita del Comitato dei Grandi, gestendo anche una parte
del bilancio del comitato dei frazionisti. Ecco, tutte queste cose rappresentano un esempio di come attorno al tema dei beni comuni si possa davvero ricostruire partecipazione democratica e senso di appartenenza a un territorio. Per noi è stato quasi riscoprire il senso di quelle che in Friuli erano le vicinie, e cioè gli organi di autogoverno delle comunità che si ritrovavano sotto il Tiglio, posto al centro dei paesi, con i rappresentanti delle famiglie che decidevano assieme quali erano le scelte fondamentali della propria comunità. Come anche le parti di popolazione che avevano meno risorse a disposizione dovevano essere sostenute attraverso l'utilizzo delle terre comuni, attraverso il diritto di legnatico, di pascolo, perché nessuno doveva essere lasciato indietro. Ecco, quello spirito di autogoverno, a partire dalla gestione di proprietà che erano indivise, inalienabili, inusucappibili, e ancora oggi può rappresentare davvero un senso, uno strumento straordinario, no? Di aggregazione. E quindi in questo senso i beni comuni sono, ancora prima di essere delle cose, dei beni oppure dei servizi, sono un principio generale di organizzazione della società, fondato su relazioni solidali che sono rientrate alla reciprocità e alla mutualità. Nella consapevolezza che le forme di proprietà che ci hanno abituati a ritenere come insuperabili, no? Che sono quella privata o quella statale, pubblica intesa come statale, in realtà non sono le uniche forme di proprietà possibili, no? Le possiamo immaginare anche attraverso la categoria dei beni comuni, delle forme di proprietà pubblica che non sono necessariamente quelle dello Stato, ma che sono riferibili invece alle comunità o altre forme di organizzazione sociale che i territori anche storicamente e identitariamente si sono dati. Ecco, da quell'esperimento e quella piccola esperienza del mio paese è nata una storia diversa a partire dalla gestione dei beni comuni. Una piccola comunità che si è organizzata per una filiera locale economica della farina e del pane, per cui in quei campi è stato seminato un frumento biologico, macinato in un mulino della zona, distribuito in qualche decina di piccole botteghe e di panifici del Medio Friuli, e che ha portato anche le amministrazioni comunali a creare un distretto di economia solidale basato proprio sulla gestione dei beni comuni. Oggi ci sono ad esempio le scuole di 3 comuni del Medio Friuli che vedono nelle proprie mense la presenza di un pane fatto con le farine che arrivano dal loro territorio, invece che di arrivare via nave dall'Ucraina o dal Canada, come spesso succede. Proprio perché le amministrazioni comunali, a partire da alcune esperienze locali come quella di questa piccola proprietà collettiva, hanno messo in piedi una serie di relazioni anche economiche che vanno nella direzione della sostenibilità e della partecipazione delle comunità anche alla ricostruzione di spazi di economia locale. Ecco, io credo che attorno alla categoria dei beni comuni si possa davvero ricostruire esperimenti come questi, laddove è stato fatto si è dimostrato che è possibile, e credo debba essere una delle cifre anche del nostro agire politico dentro e fuori le istituzioni, perché sappiamo che in particolare dopo questa pandemia l'errore più grande che potremmo fare è quello di dire dobbiamo tornare come eravamo prima. Non credo che quella sia la strada, ma credo che invece si debba immaginare un altro futuro possibile, come si dice, a partire da una categoria che, come nel caso dei beni comuni, ci permette di affrontare questa sfida con più consapevolezza. Arrivederci a tutte e a tutti.